Qui ancora qualche mese fa ho denunciato il fatto che nel ponte più vicino a Via Olimpia si spacciava, ma addirittura davano le dosi gratuite ai minori. Nonostante sia stato fatto tanto per riqualificarlo, il parco di Villa Querini ha ancora dei problemi legati alla sicurezza. Pochi giorni fa una signora, mentre prendeva appunto le deiezioni del proprio cane, si è punta con una siringa e invece il giorno precedente un cagnolino si è preso appunto un'altra siringata su una zampina. Qui questa zona è molto ben monitorata, la polizia fa il suo dovere e anche oltre, però questi signori che vengono da Padova piuttosto che da Vicenza o da Verona a fare la tentata vendita e spacciando droga non solo qui nel parco, devono essere, naturalmente vengono presi dalle forze dell'ordine, però ci deve essere la certezza della pena. La rabbia dei residenti che tanto hanno fatto con l'aiuto del comune e del lavoro delle forze dell'ordine per riqualificare il parco di Villa Querini e Mestre è tanta alla luce di questi episodi che continuano. I cittadini qui della zona sono veramente esasperati, cioè noi non sappiamo più che pesci pigliare, cioè dobbiamo prendere una decisione che risolva radicalmente questo problema. Indubbiamente se c'è chi spaccia c'è anche chi richiede queste sostanze, allora vediamo di trovare delle soluzioni sia per chi spaccia e per chi ne fa uso di queste sostanze. E io sono veramente grato, e non solo io, alle forze dell'ordine, però a un certo momento loro fanno il loro dovere, ci sono altre forze, cioè altre strutture dello Stato che fanno il proprio dovere fino a un certo punto. Bisogna risolvere una volta per tutte questo problema, perché altrimenti qui veramente è terra di nessuno.